Lunedì 11 maggio sta per iniziare presso il Centro Bontavola di Forlì l'Assemblea dei Soci 2014 di Gemos, cooperativa per la ristorazione che ha ottenuto un utile di esercizio assolutamente soddisfacente, assemblea anche di rinnovo cariche. Direttore, un'ampia partecipazione, Assemblea dei Soci che ha anche il compito di rinnovare le cariche, ma partiamo dai risultati di bilancio. I risultati di bilancio sono stati positivi, sono in linea con quelli dell'anno precedente e quindi direi che visto il periodo ancora molto complicato diciamo che non ci lamentiamo. Il fatturato è diminuito di una piccola percentuale, circa l'1%, mentre il risultato economico è rimasto pressoché inalterato. Quali sono gli obiettivi del 2015 che è già naturalmente iniziato? Il 2015 è un anno altrettanto difficile, forse ancora un pochettino di più. Diciamo che è un periodo che scadono molto dei nostri appalti della ristorazione scolastica e ospedaliera, quindi l'obiettivo principale è riaggiudicarci tutti, poi diciamo che quest'anno un attimo lavoreremo in difensiva, poi quest'altro anno saremo pronti per lo sviluppo di nuovi mercati. Nel messaggio del Presidente, nella sua relazione, c'è anche sviluppo in nuovi mercati. Quali possono essere i nuovi mercati in una cooperativa che già agisce in varie regioni italiane? Sicuramente per quanto riguarda le regioni italiane cercheremo di allargare un po' gli orizzonti e i confini, mentre ultimamente abbiamo intrapreso un'avventura all'estero, in Serbia precisamente. Partiremo nei prossimi giorni con una piccola realtà all'interno di un cliente molto importante perché è FCA, che ha uno stabilimento in Serbia, e speriamo che questa attività abbia un importante sviluppo, noi ci crediamo molto. Rinnovo delle cariche ancora presto naturalmente per parlare del Consiglio di amministrazione del nuovo Presidente, comunque in linea con una continuità? Direi proprio di sì, che i risultati della cooperativa lo dicono, quindi credo che sia giusto, ogni socio è libero di votare per chi ritiene, però il Consiglio di amministrazione credo che abbia svolto un ottimo lavoro in questi anni. Presidente, soddisfatto di questo mandato? Molto soddisfatto, mi pare che anche questa assemblea finale, se vogliamo, sia stato un degno coronamento di un triennio dove i risultati sono stati buoni e abbiamo lavorato anche con soddisfazione come Consiglio di amministrazione, quindi sì, sono soddisfatto. In un anno difficile tiene l'occupazione in Gemos e più che altro tiene l'utile d'esercizio. Sì, l'occupazione ha registrato un leggerissimo calo, ma coi tempi che corrono credo che dobbiamo essere tutto sommato contenti. L'utile di esercizio è stato molto buono, segno che l'azienda è riuscita a ottimizzare le proprie gestioni e a fare ancora ulteriori economie e a limare ulteriormente gli sprechi che già erano ridotti al minimo, però abbiamo presentato un risultato davvero buono in questo esercizio 2014. La concorrenza nel vostro settore gioca anche sul discorso qualità. Voi piuttosto ho capito che perdete appalti pur di difendere questo settore. È evidente. Tanto da dire. Sì, è evidente che c'è un limite al di sotto del quale non si può scendere. Noi produciamo pasti, cibo, il cibo è ciò che mangiamo. Molti dei nostri clienti sono in fasce cosiddette deboli, bambini in età scolare o pazienti in ospedale, quindi innanzitutto bisogna dire che la sicurezza alimentare non è mai in discussione, ma anche la qualità è uno dei nostri biglietti da visita su cui contiamo di farci forza anche per il futuro, non ci sono alternative. E avanti in questa direzione anche se c'è qualcuno che gioca a ribasso. Ma c'è sempre qualcuno che gioca al ribasso, d'altronde sono anni molto duri e quindi è un po' l'ultima carta quella del prezzo. La prima e l'ultima carta perché il prezzo è importante, non è che si possa nascondere. La componente prezzo è importante in tutti i tipi di rapporto commerciale. Quello che si deve guardare è il rapporto qualità-prezzo. Quindi certamente è un errore seguire sempre al massimo ribasso ciò che fa la concorrenza perché ci sarà sempre qualcuno disposto a scendere più in basso. Ultima battuta sul numero dei dipendenti, perché questo veramente dà valore oggi come oggi all'impresa e in questo caso alla vostra cooperativa. Siamo una grande azienda, 740 mi pare che sia l'ultimo numero dei dipendenti, di cui 590 sono soci.
Credo che Gemos possa essere ascritta a una delle imprese più grandi in termini di dipendenti del nostro territorio. Sì, è un motivo di orgoglio anche questo, perché per queste persone, per questi soci, noi siamo soprattutto una fonte di reddito per quella famiglia, per quella persona.